La prima riguarda la VAS di Expo 2015, in particolare i parcheggi. Il Comune di Milano ha pubblicato a febbraio 2010 sul proprio sito il rapporto preliminare relativo alla valutazione ambientale strategica dell'accordo di programma per l'area Expo 2015, nel quale compare una tavola che ho allegato, dove si vedono due previsioni per parcheggi, una nell'area agricola a est dell'autostrada 8, il comune di Rho, ma confinante col territorio di Arese, denominata Vignazza, e un altro parcheggio sul territorio di Arese a ovest dell'autostrada al confine con Rho. Il comune di Arese è stato individuato da Milano come ente territorialmente interessato nell'ambito della VAS di Expo 2015. Il Consiglio Comunale di Arese ha sottoscritto un documento che impegna l'amministrazione a valutare attentamente la localizzazione dei parcheggi e nel caso fosse necessario riferire altri parcheggi al servizio di Expo 2015, oltre a quello messo a disposizione sull'area ex Anciclo, a collocarli prioritariamente su aree già urbanizzate per non compromettere le aree vincolate al parco e l'equilibrio ecosistemico delle aree aventi rilevanza naturalistica e paesaggistica. Grazie, consigliere Ioli. Ciò premesso, scusi, ciò premesso si chiede all'amministrazione comunale se sia a conoscenza dello stato delle decisioni prese e o in discussione relativamente alla collocazione dei parcheggi di cui premessa. Se si tratta di parcheggi permanenti anche dopo Expo 2015 o temporanei. Se intenda porre l'attenzione dei comuni di Milano e Rho la necessità di preservare l'ambiente naturale dell'area Vignazza, che tra l'altro risulta essere popolata da animali protetti anche dalla legislazione regionale, e delle aree a margine dell'autostrada A8 che rivestono un'importanza strategica come elementi di compensazione nel sistema del verde e della biodiversità del comparto. Di convocare una riunione del gruppo di lavoro consigliare sull'ex alfa per informare i componenti relativamente allo stato di tali decisioni e più in generale sulle interconnessioni che il piano dello studio per l'area Expo 2015 avrà con il territorio di Arese e con l'ADP dell'ex alfa. Grazie. Grazie, consigliere Ioli.